dalle campionesse d'Italia per il futsal femminile Cagliari, che dopo il successo sul Montesilvano cerca un'altra impresa contro il futsal Salinis nel 10° turno di campionato. Si parte, inizia la sfida tra FFC e Salinis in campo con il numero 3, arriva anche la prima conclusione con il mancino in diagonale. Se n'è andato via 1 minuto di partita il Salinis, subito con atteggiamento molto aggressivo. Coppari, altra conclusione in porta, Mascia con la mano aperta, smanaccia lungo a cercare da Roccia, dentro per Vargiu, può tirare Vargiu col mancino, sfiora il palo, incredibile chance per il futsal femminile Cagliari. Tati finta il tiro, converge verso il centro, non sorprende però Marica Mascia. Dalla distanza Gagliardo alza sopra la traversa, Gabriella Tardelli. Il tacco e poi il tiro in porta, fuori davvero di pochissimo. Jessica Manieri ci ha provato, ha servito direttamente Mascia, sceglie l'opzione qui del lancio lungo a cercare da Roccia, la spizzata di testa, alza sopra la traversa Gabriella Tardelli. Da Roccia si gira bene col mancino, calcia in porta, Tardelli blocca, allontana da Roccia, Jessica col mancino in porta, arriva il vantaggio del Salinis, ha segnato Jessica Manieri. Marchese perde un pallone sanguinoso qui, Tati dentro per Maite, alza il pallone fuori di pochissimo. Intanto Gasparini sfiora il palo, arriva il raddoppio del Salinis, ha segnato Tati per il 2-0, contropiede fulminante. Se ne va da Roccia, va Martin Cortés dentro per Dayan da Roccia e arriva il gol che riapre la partita. È il 14° gol stagionale di Dayan da Roccia. Martin Cortés, da Roccia si gira, esplode il destro, Tardelli ancora ci mette le mani. Buono qui il dialogo, Giuliano sfiora il palo. Martin Plaza lascia per Manieri, la respinta di Mascia, pallone perso però, recuperato da Roccia, prende la mira da Roccia, fuori di poco, Gasparini dentro per Da Roccia, il pallone smorzato, se lì Gagliardo se ne va in dribbling, perde il pallone, attenzione, Maite respinge con una parata prodigiosa qui Letizia Martin Cortés. Mascia ora si oppone, Milena Gasparini dentro, Martin Cortés, da Roccia se la trova lì, non riesce a deviare verso la porta. La vittoria del futsal Salinis, sbancato il Palaconi con il risultato finale di 2-1. Sì, è complicatissima, sono contento con l'atteggiamento che abbiamo, che le ragazze, la partita, una lotta grande, fronte a una squadra bravissima che voleva vincere sul campo. Penso che i tifosi che sono venuti al campo hanno visto un bello spettacolo e noi siamo fortunati di portare questi 3 punti a nostra casa, che è importantissimo per la sequenza di campionato. Nel secondo tempo siete stati bravi a sfruttare le occasioni avute e poi c'è voluta tanta capacità di soffrire anche con la situazione di portiere di movimento per il Cagliari, lì si è decisa la partita. Sì, abbiamo qualità per fare le due opportunità di gol, trasformare in gol 2-0. Dopo subito loro hanno fatto 2-1 e hanno cresciuto la partita, però abbiamo fatto una difesa non tanto buona, guardando di fuori io ho soffrito tanto, abbiamo tanti sbagli e qualità di attacco di Cagliari e penso che sono contentissimo come ha detto prima, con l'atteggiamento delle ragazze, con grinta, con voglia, con un lavoro di squadra fortissimo per portare questi 3 punti che erano difficili di portare di qua. Tutte le squadre che vengono qua soffrono quando trovano con la squadra di Cagliari e noi siamo fortunati per portare questi punti a Margherita di Savoia. Ora 25 punti in classifica, però immagino sia ancora troppo presto per guardare la classifica, si ragiona ancora partita per partita. Sì, il campionato è lungo, partita per partita,
a migliorare, a lavorare tutta la settimana, che dopo la seconda parte dove si avvicina i playoff, che adesso c'è il mercato, penso che tante squadre possano cambiare, portare nuove giocatrici, ma vediamo e andiamo avanti, che il campionato è lungo e che possiamo fare il nostro meglio. Abbiamo fatto una partita di molta intensità contro di loro, c'è il rammarico perché alla fine abbiamo 2 gol che ci puniscono, però è stato anche positivo perché abbiamo visto che con il lavoro che stiamo facendo giochiamocela con tutte, anche contro i Salinis che ha un squadrone di tanta qualità, ce l'abbiamo fatta, eravamo lì, però va bene, la sconfitta ci sta. Cos'è mancato secondo te per riuscire a strappare almeno un punto da questa partita? Magari un po' più di cattiveria, sulla porta andare un po' di più, cercare di più tiri in porta. Forse ci è mancato un po' di più di quello, un po' più profondità e arrivare più in porta. È un peccato per la classifica, no? Perché si profilano 6-7 punti di svantaggio sulle posizioni di testa, eppure le prestazioni hanno dimostrato che siete all'altezza di tutte le squadre di testa, lo State, il Montesilvano e poi oggi anche il Salinis. Sì, anche noi abbiamo tanta qualità e siamo lì tra queste 6, 7, 8 prime. Vogliamo stare ancora lì e non lasciare staccare troppo. Abbiamo visto che possiamo giocarcela, quindi questo ci dà un po' di più soddisfazione. Ora la prossima sfida più alla portata in casa del Puro Bionoci, che è la penultima forza di questo campionato. Da lì si riparte insomma per conquistare i punti, magari accorciare sulle posizioni di testa. Noi non guardiamo molto chi c'è su o giù, sono tutte partite importanti che dobbiamo affrontare con la stessa intensità. Sarà sicuramente una partita difficile perché anche queste squadre stanno facendo bene un campionato, a volte hanno le sfortune, affrontano anche loro un po' di difficoltà, squadre forti un po' più esperte, però sappiamo che sono partite che dobbiamo affrontare con massima concentrazione.